Euroregione News. Il pane non è tutto uguale. Salviamo il pane, questo è l'appello che hanno lanciato i 20 ristoranti di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori per salvare il pane fresco artigianale a lievitazione naturale. Hanno coinvolto in questa loro battaglia i fornai e i mugnai. Ogni ristorante fa il saluto dalla cucina o un piatto importante con una proposta culinaria dove il pane è protagonista. In tavola il cliente troverà un segnaposto sul quale viene raccontato il progetto. Perché l'esigenza di questo grido d'allarme? Lo abbiamo chiesto a Walter Filipputi, presidente di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Siamo in ritardo con questo grido di allarme. Fino all'altro giorno in regione il pane arriva sul gelato non si sa da dove, viene messo nel forno e viene venduto per pane fresco. La fortuna è che la nostra regione, prima in Italia, ha finalmente legiferato in materia. Il secondo punto è che per guadagnare di più le aziende usano delle farine legali, ai noi, con delle componenti autolimitate, per cui tutto il lavoro che fanno i lieviti viene velocizzato invece di stare 24 ore sta 2 ore. Per cui ci troviamo del pane che la sera è immangiabile, che non è soprattutto digeribile. Un'iniziativa che può fare da apripista anche per altre regioni. Noi lo speriamo. Quando abbiamo celebrato i 150 anni della nascita del nostro paese è stata fatta una sorta di inchiesta chiedendo quale fosse il prodotto in cui gli italiani si riconoscevano come italiani e più del 50% ha risposto il pane. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.